A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, l'Unione Europea cerca nuove vie per realizzare l'integrazione. La Grecia, straziata dalla crisi, è comunque solidale con i richiedenti asilo che arrivano dall'Asia e dall'Africa. Nelle politiche dell'accoglienza, gli Stati europei non riescono a definire una politica comune. La Chiesa ha beatificato Josef Mayer-Nusser, martire sudtirolese morto per il suo rifiuto del nazismo. Dall'altra parte, un film che racconta come le guerre jugoslave abbiano distrutto gli individui e le famiglie. In un'atmosfera scossa dal terribile attentato di Londra, che ripropone una riflessione sui pericoli del radicalismo jihadista, l'Europa ha celebrato i 60 anni dei Patti di Roma. I documenti firmati nel 1957 dai rappresentanti di Italia, Francia, l'allora Germania Ovest, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo di fatto rappresentano l'atto costitutivo della futura Unione Europea, unione che oggi, dopo la Brexit, comprende 27 Stati. Il processo europeo però, malgrado i sussulti nazionali e alcune strutture burocratiche, rimane l'unica prospettiva che assicura prosperità e pace. Est-Ovest ha chiesto a 2 studiosi di scienze internazionali di spiegare l'importanza storica dei Trattati di Roma. I Trattati di Roma sono stati in sé una enorme innovazione nell'ambito della politica internazionale, perché è stata la grande idea, un'idea, va detto, prevalentemente italiana, non per questioni nazionalistiche, ma è la verità, non a caso furono firmati a Roma, di creare un sistema di forte collaborazione interna all'Europa fino a portarla ai limiti del superamento delle sovranità nazionali. Naturalmente discorso estremamente complesso, difficile, siamo ancora per molti aspetti in alto mare, però la carica innovativa di tutto questo non può in alcuna maniera essere sottovalutata. Ma il processo di integrazione europea cosa ha garantito ai paesi che hanno aderito a questo progetto? È stata un'Europa di fondamentale importanza per la ricostruzione dopo i conflitti mondiali, ha portato benessere, ha portato libertà ai cittadini, ha portato solidarietà. Quella che oggi è in realtà un'Unione Europea in crisi, afflitta dal problema del populismo anti-europeo, e quindi naturalmente è un'Europa che deve ritrovare se stessa, e proprio per questo i 60 anni possono essere l'occasione. A questo proposito la Commissione Europea ha adottato un libro bianco molto importante sul futuro dell'Unione Europea fino al 2025, e questo dovrebbe servire a ricostruire lo spirito europeo, i valori fondanti che sono troppo spesso dimenticati. L'Unione Europea è in crisi, le differenze politiche, economiche, divisione della democrazia tra i paesi fondatori e quelli di più recente adesione si sono accentuate, tanto che per rendere effettiva l'integrazione alcuni paesi propongono un'Europa a 2 velocità. Già da anni nei trattati si prevede il sistema di opting out, per cui alcuni paesi possono non aderire a alcuni regolamenti, ad alcune direttive, però nel futuro avremo un'Europa a 2 velocità nel senso peggiore, cioè un'Europa divisa fra paesi ricchi e paesi meno ricchi, paesi in crisi, che non avranno mai la solidarietà dell'Unione Europea se continua così. Il Trattato di Amsterdam nel 1997 contemplava la possibilità di cosiddette cooperazioni rafforzate, oppure si parlava di Europa a velocità variabile, di integrazione a velocità variabile. Di fatto i limiti erano tali che ben difficilmente si sarebbe arrivati a una realizzazione pratica. Adesso credo si tratti di un realistico riconoscimento di una situazione, che ci sono alcuni paesi che credono fortemente nel fenomeno integrazione proprio anche come rinuncia di sovranità e che quindi intendono andare avanti, altri meno disposti. Questi ultimi non devono sentirsi emarginati, nel momento in cui siano pronti potranno benissimo essere recepiti in forme nuove di cooperazione. L'ex parlamentare comunista russo Denis Voronenkov è stato ucciso davanti a un hotel a Kiev. Voronenkov stava uscendo dall'albergo assieme alla sua guardia del corpo quando un killer li ha attaccati. L'oppositore di Putin è morto sul luogo dell'agguato, mentre la sua guardia del corpo, seppur ferita, è riuscita a colpire il sicario, che poi è morto in ospedale.
Voronenkov era stato uno dei pochissimi deputati della Duma ad aver criticato l'annessione russa della Crimea. Voronenkov era stato costretto all'esilio con la moglie, anche lei ex deputato ma del partito di governo Russia Unita. Un tribunale di Mosca lo aveva condannato per appropriazione indebita, un'accusa che Voronenkov aveva definito una montatura politica ordinata da Putin. Aprite i confini, gridano sfilando fianco a fianco migranti e greci. Per un giorno le strade di Atene si sono colorate della protesta multietnica e pacifica contro l'accordo stipulato proprio un anno fa tra Europa e Turchia. L'accordo dava il via ai pattugliamenti lungo le coste dell'Egeo. Ankara si impegnava a riportare sul suo territorio migranti e profughi, siriani compresi, colti nel tentativo di entrare nell'area Schengen, e anche coloro a cui il governo greco avesse rifiutato la domanda d'asilo sarebbero stati riportati indietro. Di contro, Erdogan otteneva l'abolizione dei visti per i cittadini turchi, la riapertura delle trattative per l'ingresso della Turchia in Europa e 6 miliardi di euro per organizzare e gestire i campi di accoglienza. 12 mesi dopo, gli arrivi in Grecia sono drasticamente calati da una media negli ultimi 2 anni di oltre 2000 al giorno ad un centinaio. Ioannis Mouzalas è il ministro dell'immigrazione, scelto da Alex Tsipras per le sue competenze di medico e gli anni di volontariato nelle ONG. L'accordo fra Turchia e EU funziona. Abbiamo una drammatica caduta del numero degli migranti che arrivano. Prima dall'accordo erano più di 2000 al giorno e adesso sono 130. Allora per noi è molto importante che l'accordo continui di funzionare e questa è una obbligazione dalla Turchia e dall'Europa di farlo funzionare. Già a pochi mesi dall'accordo Europa-Turchia per l'UNHCR e Médecins Sans Frontières, gli hotspot greci, denunciavano, erano stati di fatto tramutati in centri di detenzione, soprattutto nelle isole. Al giudizio severo sull'accordo tra Ankara e Bruxelles, un anno dopo si aggiunge il Consiglio italiano per i rifugiati, che torna a criticare il riconoscimento della Turchia come paese terzo sicuro, uno Stato che esclude siriani, iracheni, afghani dal riconoscimento dello status di rifugiato. Afferma non può essere considerato né sicuro né vi si possono inviare persone bisognose di protezione internazionale come previsto dalla normativa comunitaria. E se in Grecia il flusso è decisamente diminuito, in Italia il numero di migranti cresce. Sono già 23.000 le persone sbarcate nel 2017, il 40% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Cambiano anche i paesi di provenienza, la Guinea seguita da Costa d'Avorio, Nigeria, Gambia, Mali. Il gruppo di contatto voluto dal ministro dell'Interno Minniti ha riunito a Roma i rappresentanti dei paesi dell'Unione del Nord Africa. Lo scopo, governare i flussi migratori partendo da un'azione di contrasto ai trafficanti di uomini. Per il commissario europeo Dimitris Avramopoulos, una sfida globale, ma l'Italia non sarà lasciata sola. Dal punto di vista dell'immigrazione, l'Italia è sotto pressione in questo momento e d'altra parte dobbiamo fare in modo che con i paesi dell'Africa del Nord si affermi una cooperazione più stretta e più forte, non solo per arginare i flussi, ma anche per sostenere questi paesi ed affrontare questo enorme fenomeno dei nostri tempi. La strada principale dell'immigrazione è ancora quella attraverso il Mar Mediterraneo. Credo che oggi qui possiamo dire di essere stati in grado di fare dei progressi. Il processo di armonizzazione della normativa europea sul diritto di asilo è stato avviato da quasi un ventennio. L'accoglienza è uno dei 4 punti cardine delle politiche di asilo. Al Parlamento europeo è in discussione la modifica della direttiva attualmente in vigore, risale al giugno 2013. Ogni Stato individua la strada per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva, ma è proprio nel campo dell'accoglienza che si individuano le maggiori differenze fra Stato e Stato, nella legislazione e nella condizione effettiva.
Penso che l'accoglienza è sempre un problema quando ci sono arrivi importanti, dunque è più facile di avere un sistema di accoglienza in paesi dove i numeri sono bassi e questo veramente in questo momento ci sono 4 o 5 paesi in Europa dove c'è veramente una pressione forte. Strettamente connessa all'accoglienza c'è la questione dell'individuazione del paese competente ad esaminare la domanda di asilo. Il regolamento di Dublino, che è stato rivisto nel 2014 o che ora dovrebbe essere nuovamente rivisto, ha evidenziato tutte queste forti difficoltà applicative, in particolare il fatto che l'accertamento dell'identità dei richiedenti asilo viene fatto nel primo paese d'ingresso, e questo per il nostro paese, che è un paese d'ingresso, comporta gravi difficoltà. Ci vorrebbe una revisione in senso più uniforme, anche penso allo status di rifugiato europeo potrebbe aiutare a risolvere queste problematiche, perché ci sarebbe maggiore coerenza nella gestione dei flussi migratori. Le differenze tra Stato e Stato nelle politiche di accoglienza possono essere molto marcate, dicevamo, ma vi è una sorta di effetto a cascata. Le scelte di alcuni paesi possono avere riflessi anche evidenti nell'equilibrio complessivo delle politiche di accoglienza. Un esempio, le norme estremamente rigide dei paesi del gruppo di Visegrad: Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. L'Ungheria, per esempio, ha adottato una legge e questa legge dice che tutti i richiedenti asilo devono essere in prigione durante tutta la procedura. Dunque questo è una violazione di un principio fondamentale del diritto dei rifugiati. Dunque veramente la visione dei paesi di Visegrad è molto preoccupante e io spero che avrà una reazione degli altri paesi. È molto importante che c'è una mobilitazione degli altri paesi. La questione accoglienza viene tirata in ballo anche nei momenti di tensione nei rapporti fra paesi. La minaccia del premier turco Erdogan di far passare verso la cosiddetta rotta balcanica un numero elevato di richiedenti asilo è reale? In questo momento c'è un po' di tensione tra la Turchia, l'Olanda, la Germania. È difficile sapere se sono parole che vogliono dire una decisione o no. Io penso che non sarà il caso, dunque sono abbastanza positivo. Veramente se c'è di nuovo un flusso come nel 2015 sarebbe veramente una nuova crisi. In Ucraina è esplosa la polveriera della base di Balaklia vicino a Kharkiv. Le autorità hanno dovuto evacuare più di 20.000 abitanti dei paesi che sorgono vicino al deposito dove erano stoccate migliaia di tonnellate di munizioni, tra cui missili e proiettili per l'artiglieria. Il governo di Kiev sospetta che l'esplosione sia stata causata da un sabotaggio. Il procuratore generale militare Anatoly Matyos ha detto che prima dell'esplosione si è sentito il rombo di un velivolo simile al volo di un drone. È stata una cerimonia solenne e commossa. Nel Duomo di Bolzano stracolmo è stato proclamato beato Josef Mayer-Nusser, martire del nazismo. Un eroe del primato della coscienza a lungo dimenticato, un personaggio scomodo per i sudtirolesi, che in gran parte tra il 1943 e il 1945 furono conniventi con il regime hitleriano. Josef Mayer-Nusser, nato nel 1910 in una famiglia contadina di Bolzano, era un cattolico impegnato e consapevole, presidente dell'Azione Cattolica Giovanile di lingua tedesca, attivo nella San Vincenzo a servizio dei poveri. Agli albori del nazismo il giovane era andato a Monaco di Baviera ad ascoltare i discorsi del Führer, aveva letto Mein Kampf e si era convinto che l'ideologia nazionalsocialista era inconciliabile con i suoi valori di credente. Per questo, quando nel 1944 viene obbligato ad arruolarsi nelle SS, rifiuta di giurare fedeltà a Hitler. Nelle lettere alla moglie Hildegard traspare il suo travaglio interiore. Prega per me, Hildegard, perché nell'ora della prova io agisca senza paura o esitazioni secondo i dettami di Dio e della mia coscienza. Don Josef Innerhofer, postulatore della causa di beatificazione, si occupa di Mayer-Nusser dal 1983 ed è rimasto affascinato dalla sua personalità.
Hildegard e Joseph erano un corpo e un'anima. La moglie sapeva se Joseph avesse fatto il giuramento non avrebbe mai avuto pace in tutta la sua vita. Joseph viene processato per disfattismo e condannato alla fucilazione. Muore di stenti sul carro bestiame che doveva portarlo al lager di Dachau. Chi assiste alla sua morte ne parla come di un santo. Un tratto distintivo è proprio la sua nobiltà, la sua finezza d'animo, no? Proprio per stare accanto anche alle persone che con lui venivano deportate, ma stava accanto anche alle persone che lo avevano condannato, ma tutto questo perché aveva un retroterra, no? Di formazione cristiana che l'aveva portato a nutrirsi, no? Di quegli elementi del Vangelo che per lui erano la vita. Joseph Mayer-Nusser, l'abbiamo detto, è un beato scomodo. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si cercò di dimenticare il suo gesto coraggioso e solitario. Troppi tra i sudtirolesi avevano inneggiato a Hitler come ad un liberatore dall'occupazione italiana. La vedova fu isolata e crebbe con grandi sacrifici il figlio Albert, che alla morte del padre aveva poco più di un anno. Lui naturalmente era cosciente anche delle implicazioni sociali e politiche del suo gesto, perché, come ha detto lui testualmente, no, se nessuno mai avrà il coraggio di dire che non è d'accordo, il nazionalsocialismo non finirà mai. Ecco. E questo ha visto lontano, sì. Negli anni 90 la figura di Joseph Mayer-Nusser viene riscoperta dal giornalista Francesco Comina, che gli dedica il libro Non giuro a questo Führer. Inizia una lunga causa di beatificazione. Finalmente, con la lettura nel Duomo di Bolzano della lettera apostolica di Papa Francesco, Joseph Mayer-Nusser viene proclamato beato. La sua tomba, opera dell'artista Eduard Habicher, ricorda il carro bestiame su cui morì. Così lo ha ricordato il Papa nell'Angelus. Per la sua grande levatura morale e spirituale, egli costituisce un modello per i fedeli laici, specialmente per i papà. Raccontare il dolore della guerra senza giudicare, senza dividere in bianchi e neri, senza condannare. Sono passati 2 decenni dalla guerra tra croati e serbi, ma le cicatrici provocate dalle violenze e dal dolore sono ancora lì, ferite mai rimarginate. Un trauma che il regista croato Zdenko Gresta presenta bene nel film Dall'altra parte, un racconto intimo di come i rancori della guerra continuino a condizionare le persone, le famiglie e la comunità. Ora, dall'altra parte, dopo essere stato premiato al Festival di Berlino e il passaggio al Trieste Film Festival, sta per uscire anche nelle sale italiane. U svakom slučaju riječ o jednom problemu koji nije nimalo jednostavan. Raccontare il dolore causato dalla guerra non è semplice. Gli uomini del cinema si misurano con questo problema già da un ventennio. Osservo che negli ultimi anni il tema delle guerre ex jugoslave è trattato in modo più pacato, con meno soggettività nazionale. I colleghi stanno cercando una chiave di racconto vicina alla quotidianità delle persone. Fino a poco tempo fa eravamo schierati, ora le cose sono più complesse. Dall'altra parte ho provato a presentare il problema dei crimini di guerra dalla prospettiva della gente. Ho cercato di non forzare lo spettatore a scegliere una parte, ma di condividere il dolore, la frustrazione dei protagonisti. Il film è una coproduzione serba e croata e mi ha fatto molto piacere vedere che è stato recepito con empatia sia a Zagabria sia a Belgrado. I da je film jednako dobro prihvaćen i u Hrvatskoj i u Srbiji. Ogresta mette in primo piano i destini dei singoli, delle famiglie e di come la guerra continui a condizionare la loro vita. La protagonista, Ksenia Marinkovic, giganteggia nell'effimero rapporto a distanza con il marito, soldato per gli uni, criminale per gli altri, il destino di una donna come paradigma della vita di un'intera comunità. Kao redatelju mi je
Come regista amo raccontare storie attraverso un personaggio, che nella maggioranza dei casi è una donna. Grazie alla sceneggiatura di Mato Matisic sono riuscito a travasare questa sensibilità nella pellicola La vita di una donna croata sposata a un ufficiale serbo. Un tema delicato che ho tentato di soggettivizzare al massimo raccontando i traumi, la psicologia di questa donna, ma ho tentato anche di presentare le emozioni, le ragioni di suo marito. Ogresta non ha concesso nulla agli stereotipi del buon selvaggio balcanico, tanto cari agli intellettuali di Londra, Parigi o Roma quando devono spiegare le guerre nella ex Jugoslavia, ma ha preferito raccontare il dolore delle famiglie, i sensi di colpa, proponendo il tema della riconciliazione non in chiave politica, ma come una riconciliazione delle persone, una riconciliazione intima con chi è vicino. Eugenia.